Siamo a Bolzano, nella caserma del 5° Reggimento Alpini, un corpo di gente tosta, dura, no? Ma all'improvviso arriva la notizia che dal giorno dopo arriva un nuovo generale che è severissimo, capirai? Mentre stanno a dormire, il generale li piomba in caserma alle 5 di notte, va là, svegli tutti in piedi, tutti nudi giù in cortile, fra 5 minuti. Questi, capirai, si alzano tutti nudi, scendono nel cortile in freddo da paura, con i piedi nella neve, si mettono tutti così belli schierati in fila. A un certo punto il generale comincia a passare davanti a tutto il plotone, va a dar primo, gli va davanti e bam, un pissone in fascia. Questo gli fa: ti ho fatto male? Quello fa: signor, no signore. E perché? Perché io sono del 5° Reggimento d'Alpini. Bravo. Continua a camminare, passa davanti all'altro, mi dà una ginocchiata sui coglioni. Questo: oh, ti ho fatto male? Gli fa: no signore. E perché? Perché io sono del 5° Reggimento d'Alpini. Ma comincia a fare così a tutti. A un certo punto, quando stanno tutti belli schierati, in lontananza, nell'ultimo della fila, vede un pisello enorme che esce dalla fila. Capire come lo vede, lascia perdere tutto, comincia a correre, gli arriva lì davanti, gli dà un calcio su sto cazzo. Questo gira e gli fa: ti ho fatto male? Questo: no signore. E perché? E perché il cazzo Nermio è di quello dietro.